Ascoltate un'altra parabola tratta dal Vangelo di Matteo e tradotta in vernacolo napoletano dall'amico Giovanni Oliva. I vignaioli omicidi. Nu padrone che andai in vigna, ci mettette attorno una siepe e l'affittai a certi contadini perché la coltivassero. Quando fu il tempo a raccogliere i frutti della vigna, mannai i siervi suoi ad acchilli coloro. E i vignaioli però che erano un bruglione, pigliarono i siervi e battettero e a certa l'accerettero. O padrone allora le mannai l'unico figlio che teneva perché pensava rispetteranno almeno essi, che le fatiente però verranno figlio ricettero, chi ste l'erede accerimmolo e l'eredità sarà nostra. Perciò portai fuori la vigna e l'accerettero. O padrone a questo punto che farà? A dimannai Gesù a chi lo consenteva. La rispondettero, farà morire a chi l'assassina e darà o vignala a contadina onesta. O Signore allora ricetta, a voi ve lo varranno regno e Dio e o darranno a un popolo che o farà fruttare. Quanta sierva mannata, tutte quante l'hanno accisa, non mi resta che mannare, solamente figlio mio, l'unigenite che tenga, o più cari che in da casa, spero che almeno questo vorranno rispettare. Non pensate che va proprio tanto facilmente lo castigo esemplare, o Signore pronto già a vigna ve lo varrà e ve farà morire e da gente la darà che la farà fruttare. Venite, corrite, arriva la rete, pigliamo, cacciamo le foro vignale, leviamo la miese e senza problema a roba da nostra sarà. Non pensate che va proprio tanto facilmente lo castigo esemplare, o Signore pronto già a vigna ve lo varrà e ve farà morire e da gente la darà che la farà fruttare.